Lepanto, 7 ottobre 1571, le galee cristiane della Lega Santa sconfiggono le flotte dell'impero ottomano, ponendo fine al loro dominio sul Mediterraneo, un'epica battaglia che oggi rivive nella lingua dei suoi indiscussi protagonisti veneziani. Il fumetto in lingua veneta, Lepanto, la gran battaglia, è stato realizzato in oltre 2 anni di lavoro dall'Associazione Culturale Raise Venete col contributo della Regione. L'obiettivo, spiegano gli autori, è quello di far conoscere ai giovani un episodio fondamentale della storia veneta, quasi del tutto censurata dai programmi scolastici. È una battaglia che non si sta solo una battaglia militare, una battaglia per la difesa dei territori, ma si sta anche una battaglia morale, una battaglia culturale, una battaglia identitaria. E da questo punto di vista noi altri ci sentiamo molto vicini idealmente a quei veneti di allora, perché come allora anche adesso è giusto, è il momento di fare una battaglia identitaria e culturale per tutelare, difendere, valorizzare e portare in avanti verso il futuro la nostra identità e cultura veneta. Un'identità che può essere espressa soltanto nell'elegante veneziano parlato dai fanti da mar che lottano per difendere la loro terra e la loro cultura, l'italiano nel fumetto e la lingua dei colonizzatori, gli uomini dell'ammiraglio turco Ali Pascià, ma anche i soldati dell'impero spagnolo che affiancano i veneti nella lotta.